Bravo Jordi! L'Aper 7 per l'1-3. Gambe, riga! Gambe! Belluno,
tienilo su! Sì! Fuori da Belluno, fuori! Insomma, con la velocità e quei chili, La zebra tuo! Dai Belluno! Dai Belluno! Buona Ricky! Buona, gioca! Schiera Belluno! Gambe, gambe ragazzi, gambe! Gambe!
caso poi esercita la tecnica anche sulle senza andare forte. Oh! Ciao Peach! Andando che minchia sono forti, io sono forti, questi qua sta portando la Serie A, 5 punti arrivano in Serie A, no, sono Serie B, c'è una vince, oh regà, ma prima con l'ingaggio, dai! Ma dopo voi vedete come portano in Era già una nostra idea. ma tu sti Cristian Dior che cazzo ti no, ma vuoi vedere i miei prossimi occhiali? Anche dei più belli questi occhiali. Guarda i miei prossimi occhiali che belli che sono. Bravo Dev! Buona Dev! Ale? Quello col set. Cosa dici che abitare quell'altro? Ma che te c'è il mio che mi è studiato? In verità anch'io gli ho regalato un paio di toni piccolotto che minchia mi viene tutto a regalargli gli occhiali. Ho dei giardini di scavallo. Beh, quanti occhiali regaliamo? C'è 12 paio di occhiali. Sì, lo sa. Gambe ragazzi, gambe! Buona, buona! Dai, Belluno! Dai, Granchio! Io dopo 2 anni mi sono buttato alla spalla e sarà un dolore di coglione adesso mettermi a rifare la facciata. Mi sembrava bello questo video, grande Jacopo! È un ibrido, guarda. Ma diciamo che sono stato sbandeggiato sulle sue dietro i quarti e quello che non so. Dai Belluno! Su Jordi, su Jordi, su Jordi! Fuori buona Lollo, buona! Dai, gambe, gambe, gambe! Bravo Ale! Uscire dalla partita sulle spalle. Bravo Muna, su! 6-4. Su Ale, su! Tu eri. Su Ale, su! È vero?
Dai, gambe, gambe, gambe! Bravo Dan, bravo! Guarda a destra, Dassi, chiamali! C'è un gioco veloce. Una roba che noi facciamo è di abbassarsi con una schiena più bassa e bassa, mantengono la posizione sulla palla. Grande Cerpe! Oh, ma stronza la copertina che mi ha disegnato. Porco Dio, ti ho scritto apposta. Domani sono chiuso in studio. Domani dopo le 5 c'è in studio. Non lo so, infatti devo lavorarla con te perché... Ma io uno scarabocchio faccio io. No, infatti vieni così la facciamo, no, vieni così la facciamo insieme. Che c'è un botto di idee però da piazzare, vecchio, bisogna sapere. Ascolta camicetta molto hipster. Sei un po' tolti. Ne ho 6. 2 in produzione e 2 che ne stanno facendo una di noi. Più che altro sto provando a fare diversi stili. Tutto spagnolo? Stasera la buttiamo sull'altro, dai. Insomma, giocano dei belli. Ma adesso giocavo con la squadra forte. Sì, no, beh, poi giochi inglese ci come si tira bene a destra. Poi lui gioca inglese, a me non piace. Cioè, anche che si fa di Ciao capo! Ciao ragazzi! Questa io esco sempre sul 21-0, poi 19. Allora non devi neanche uscire, devi Sono dentro. Però a Castellana abbiamo quasi rischiato di vincere. a Castellana Com'è? sti qua c'è l'elodo di incontro, sono sempre in vantaggio, accelerazione sempre, hanno portato sempre metri avanti, placcano. Potrebbe giocare. Fermo! Ma sono sempre avanzanti, c'è che sono Però placcati se in facciamo sta attacco, cagata qua. sono sempre Muovi bravo. Muovi più. Apri, apri! Bravo Capra. Bravo Capra, bravo! La prima volta che tocchiamo 22 loro. Ma non è bene anche dopo. Neanche, esatto, tra l'altro, parentesi. Faccio la diega una braccia. Voilà, fa tutti! Tempo, tempo, tempo! Passala!
mani Jordi. Come sono in mischia, Fortissimo vecchio, c'è una raga con morte. C'è proprio arato vecchio. Tempo di ingaggiare la palla l'ha mangiata 3 metri dietro. Ma vedi che sono giganti. Ma vedi che vanno bassi, quella è la differenza. Già sono giganti, poi sono anche tecnici. Sono tecnici e sono giganti. Com'è che hanno sognato? Sempre sui 3/4. Sono molto bravi a muovere la palla sui 3/4, sono veloci. Magari i primi due non avanzano, sul terzo e quarto avanzano tanto. Ma già finito il tempo. No, ha avuto 3. Anche il vento pure. È una bella squadra, giocano molto bene. C'è anche con gli occhiali li apro io, mi sta andando bene in testa al vivo. Che devi fare? Che figata che siamo noi. Quando fa esco sono sempre stato del 2-0. Sono uscito e l'abbiamo giocato. Beh, sono uscito a calciato. Perché il microfono? Non sei quasi mi hanno già mandato un messaggio e comincia a stare zitto. Quello? Mi hanno già mandato un messaggio stai zitto. Ok. No, perché magari c'è delle fesserie e tutti No, li ma mi sentono. fa smettere di urlare. Chi? Franco. La sto guardando da casa e mi fa, si sente solo te. No, ma Franco. No, ma scusa. Franco ce n'è uno, questo è Frank. Ma facciamo un po' di telecronaca, no? Sì, che non c'è un po' di questo. Mischia è chiusa all'invio di 10 metri. Mettiamo. No, che dopo mi butto fuori del campo. Siamo qui con Alberto De Polo e Valentin Prado a guardare la partita Sandonà Rugby Belluno. Ma porco can, attenzione perché questa mischia si prospettava davvero interessante. Minchia! Gambe, raga, gambe! Bravo, bravo Ale! Buona Dave, buona! L'abbiamo presa, bravi. Porco can, esci. No. Che culo se le fa e se le riprende. Un caloroso benvenuti amici e amiche della Palla Ovale, stadio Romolo e Fuori dall'area! Mario Pacifici di Sandonà. Ma non si sente se mi copri la voce mentre sto salutando il pubblico gentilissimo. Ma il microfono mi deve stare vicino. No, dai, che mi serve come commento tecnico. Oggi a regolare questa ci sono compagini di Rugby Belluno e Rugby Sandonà che ospita la formazione giallo-blu che vedete alla sinistra del vostro teleschermo. Il Sandonà è in divisa bianco-celeste alla destra. Chiedo un commento tecnico da parte dell'assistente che per fortuna vostra ed anche mia è qui presente, citando
Beh, oggi Valentin Prado. è una bellissima giornata, i ragazzi sono caldi, Saldonà sta tirando tante stecche, ma i nostri ragazzi potrebbero avere uno spiraglio di fortuna davanti a questa touche. Infatti Fantus la ruba e la apre il gioco verso fuori, Sacchetti inventa il calcio e va fuori dentro e non va neanche il marco. Ringrazio il collega Prado per questo commento di notevole spessore. Grande Sacco! No, lo rimetto giù in fondo. Dopo questo piccolo stacchetto salutiamo il gentilissimo pubblico che ci segue da casa Grazie che ci e seguite da casa, ci ragazzi. riaggiorniamo a dopo. Buona giornata. Digli a Fabian che siamo dei professionisti. Raga, nostre cappellate! Che cazzo vai? Avanti! Dai, quando li passati veramente tanti in linea, Vengo io, te arranco la cabeza. Gambe, rega! Gambe, gambe! Scava, tieni. Bravo Doraemon! Bravo Lollo! Dai, Sacco! Bravi, dai. Sali Dan. Bello. Buona Dan, buona Dan! Buona Dan! Bravo scheletro! Rubata, bravi. Che rubata! Vedi che se li metti pressione.
Riga, grande, grande! No, grazie. No, perché sei così tipo panino? È troppo rigoroso, troppo politicamente corretto. Devo dire prima amiche e amici telespettatori. Niente, tranquillo. Buona Toby! Però adesso me lo vedremo da 10. Riusciamo a essere efficaci. No, la vedendo tutti gli scherzi. No, ma rispetto a loro che sono non per cattiveria, ma ci no, Vai Lollo! sto 5 proprio. Poi era propriamente fermo, non puoi fargli riprendere per carità, cioè guarda che roba che che cazzo che vuoi, vecchio? Quando l'hai preso uno, l'ha rallentato, Bene, fortunata per la nave. La State dell'Uno. fare il cazzo là del strano. Guarda, ho appena fatto un discorso con Frank prima. Ha fatto le cose. Ah, butta via, tu buona butta. Questa non le stoffa. No, non sono le serie. Cioè, appena Non spuffano. Calcio. Dai, Gelsino, bravo che è uscito dal fuoco. Ma perché passiamo così? Sembra più. Cosa ho detto? 5 metri? non sono molto... Ma adesso devo andare Tra mischia e tre quarti, così animeremo che non sono più sì, abbiamo aperto 3 palloni. sì, ma mischia 3 lotte. mischia 5 dietro.
Se si concentra con la pallina, una gioca veloce, la possibilità di fare meglio, c'è Enrico che vabbè, a livello fisico sono estremati. Bravo Pietro! Dai Pietro! Dai Pietro! Bravo Enrico! Bravo Muni. No stretti che gli va in bocca. Luce raga! Luce! Guarda via a destra, guarda via a destra. Bravi. No, cos'è quel buco? Siamo in 6 metri. Chi è Toby? Mura, chiama! Bravo! Dai! Pompa, flippa! Buona Flipper, buona! Bello, questo sto dicendo, di questo sto parlando. Buona Dad! Dai, torna di là. Tempo, Darsi, tempo. E Gelsino. Bravo Sacco, buona rete. Più larghi per una guarda mettere il mio a destra, guarda. Sì, ma sono tutti là ingrumati come la merda nei tubi. Bravo Buona Capra! Racco Capra! Dai Granchio! Più basso, no? Io cancerale, libero, più pulito. È vantaggio ragazzi. Dai raga! Dai Belluno! Vamos carajo! Prova a dire sfruttate meglio la fascia destra in spagnolo. Usa la derecha, cuñao! Cugnao! Prendi subito il microfono e fagli lo stesso. Dai cugnao! Cugliao, con la L, cugliao. Cugnao! Una fusione tra cugnao e cuglio? Cuglio? Questa cosa ce l'ho messo da dove di non essere in campo, ma non ce l'ho più visto quella, non l'ho fatto per quello che non spesso volevo dire. Bella, dai. Ah no, ma siamo sulla linea. Steppa. Secondo me ce la faccio, steppa là. Un po' di Rambo. Anche poi c'è una seconda via, che sei troppo alto. Ma no. Largo lo posso prendere. Sì, ho capito che se c'è un po' più l'acqua, Potrebbe attaccare quel buchetto e farmi in mezzo calcetto di merda. Se Dennis fosse alto, Luca la prende e gli fa una squazza di merda. Sono lunghissimi. Meta! Bravi!
Grande Belluno! Gol! ¡Vamos, hermanos! Dale, Belluno, dale! Dai, come questo è Franco? Adesso recuperiamo. Per quella rete c'è. No, davvero è diventata bella.